Piano Casa Veneto ancora in balia della querel tra Palazzo Balbi e Palazzo Chigi. Tant'è che oggi l'assessore nonché vicepresidente della Regione Veneto Marino Zorzato è a Roma per discutere con il presidente del Consiglio Letta dell'impugnativa parziale con la quale il governo ha bloccato la legge regionale in quanto considerata in contrasto con alcuni articoli della Costituzione. Zorzato intende così mettere le cose in chiaro dopo che da Roma sono state in qualche modo accolte le lamentele di numerosi sindaci veneti che si erano scagliati contro il nuovo piano casa e che intendono bloccarne l'attuazione, come già sta accadendo in alcuni comuni. Il vicepresidente della regione, nonostante il momento di incertezza, risponde alla mossa del governo ribadendo invece che la legge regionale è totalmente in vigore e che eventuali proposte di modifica dovranno essere avanzate solamente quando si saprà con precisione che cosa viene contestato dal Consiglio dei Ministri, rimanendo comunque aperto a correttivi. Siamo disposti anche ad accogliere tutte le proposte migliorative o a rispondere, e lo faremo con la circolare che stiamo predisponendo, a tutte le preoccupazioni che non vogliamo esistano. L'assessore veneto, snocciolando i dati diffusi da Confindustria e Confartigianato, sottolinea inoltre gli effetti che il nuovo piano casa porta in un momento di crisi nel settore dell'edilizia. 7.000 imprese si sono salvate dalla chiusura, 7.000 imprese, non è nostro il dato, per merito del piano casa. E sono 11.000 occupati che stanno ancora in qualche modo dando garanzie di stipendio alla loro famiglia per merito di questa legge.